La provincia di Agrigento esprimerà al momento due parlamentari a Bruxelles e sono Annalisa Tardino Delicata, eletta nella lista della Lega di Salvini, che dopo il leader ha ottenuto il maggior numero di consensi, 32.764, battendo candidati di quote di spessore come Attaguille, che attingeva al bacino catanese, Igor Gelarda, fortemente sostenuto dall'imprenditore agrigentino Silvio Alessi, che tanto si è speso per lui e per la OPS, altra candidata di Mazzara del Vallo. Quindi per il PD ci rappresenterà il medico Pietro Bartolo di Lampedusa, conosciuto ovunque per la sua accoglienza ai migranti, che ha ottenuto ben 135.037 preferenze. L'altra agrigentina che si è particolarmente distinta è stata la già consigliere comunale Giorgia Iacolino per Forza Italia, che ha avuto una buona affermazione con ben 24.211 preferenze, risultata la prima delle donne agrigentine per voti. In Sicilia il primo partito risulta essere ancora 5 Stelle con il 31,1%, a differenza del trend nazionale dove è Salvini, mentre la Lega arriva al 20,7% e il PD al 16,6%. Il partito di Berlusconi ottiene ben 261.340 preferenze, pari al 16,9%. Fratelli d'Italia con Meloni capolista raggiunge quota 7,62 per un totale di voti pari a 117.131, mentre le altre liste, tra cui quella della Bonino, non arrivano a superare lo sbarramento del 4%. Nella lista Lega Salvini sfonda con 239.000 voti, dopo la Tardino arriva Francesca Donato con 28.000 preferenze circa, quindi Igor Gelarda con 26.368, la Pilli con 24.568 e Attaguilla inaspettatamente ultimo con 20.553 preferenze, segno che l'elettorato della Lega ha preferito volti nuovi e più giovani. Tornando ai 5 Stelle, il primo in assoluto è l'ex Iena Gianrusso Dino con 116.776 voti, quindi l'uscente Ignazio Corrao con 115.365 preferenze, terza Alessandra Todde con 88.206 preferenze. Il PD viene trascinato dai voti per il medico lampedusano Bartolo, che ha apprezzato la candidatura del Popolo della Sinistra. Il partito di Zingaretti rimane così terzo, mantenendo la sua posizione. Quindi al secondo posto l'uscente Caterina Chinnici, figlia del magistrato, con 112.459 voti, mentre arriva assento a 52.185 preferenze l'uscente parlamentare europea giornalista Michele Giuffrida. L'agrigentino, sindaco di Sambuco di Sicilia, si attesta ad 11.711 preferenze. In Forza Italia il primo degli eletti è Silvio Berlusconi con 90.271 voti, quindi Giuseppe Milazzo, capogruppo all'Ars, con 74.624, candidatura appoggiata fortemente dal coordinatore regionale e presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, che consolida così la sua leadership in Forza Italia, mentre il candidato sorretto da tanti dell'area popolare, tra cui l'ex governatore Cuffaro e la componente autonomista Saverio Romano, arriva a 73.093 voti. Daphne Musolino di Messina, sorretta dal sindaco di Messina ed ex parlamentare di Sicilia Vera, coglie 47.097, sostenuta anche dall'area dell'UDC. Le preferenze per Giorgio Iacolino sono 24.211, la Giammanco Gabriella parlamentare si ferma a 18.455, a finire Gabriella Gerco con 13.148 voti. Il partito dei Fratelli d'Italia vede la più eletta in Giorgia Meloni, che raccoglie 63.360 preferenze, quindi Raffaele Stanganelli, attuale senatore della Repubblica, con 30.293 voti per suffragi, quindi Giovanni Luca Cannata con 20.287, Gabriella Varchi con 14.295, a seguire Francesco Scarpinato, Antonella Zenda. Il partito della Bonino vede il più eletto in Ferrandelli Fabrizio, che arriva a 8.596 voti ma non riesce a superare lo sbarramento. Tra i commenti quelli di Giorgia Iacolino, che stamani scrive nel suo profilo: continuerò l'impegno per il mio territorio a beneficio della comunità siciliana a partire da Agrigento e provincia. Le 24.211 preferenze sono il risultato di chi ha creduto in una giovane donna fresca e competitiva. Avete dato fiducia ai giovani, conclude ringraziando Giorgia Iacolino. Anche il parlamentare regionale Riccardo Gallo di Forza Italia esprime apprezzamento a seguito dell'esito elettorale di Forza Italia, sottolineando il ruolo trainante di Silvio Berlusconi, aggiungendo come Forza Italia è ancora indispensabile perché senza Forza Italia il centrodestra perde, essendo Forza Italia e Berlusconi l'unica forza moderata in una coalizione vincente. Le oltre 90.000 preferenze, conclude l'onorevole Gallo, confermano stima e condivisione verso un uomo, Berlusconi, che alla politica ha dato parte della sua vita, affermando principi di libertà e sviluppo economico.